Giornata importante oggi in cui si firma un importante protocollo di collaborazione tra il sincrotrone e l'India. Vengono inaugurate 2 nuove linee di luce che vanno nella direzione di rafforzare il nostro sistema dell'innovazione regionale. Proprio questa regione all'inizio di quest'anno ha siglato con il Ministero degli Affari Esteri e con il MIUR un protocollo che va nella direzione di rafforzare tutte le relazioni nazionali e internazionali per valorizzare il nostro sistema di ricerca. Siamo quindi molto soddisfatti che la Regione Friuli Venezia Giulia, con il sincrotrone e con gli investimenti che sta facendo per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, stia dentro questo percorso di collaborazione importante con paesi extraeuropei e così importanti come l'India, che sta vivendo un momento di forte espansione economica e tecnologica. Professor Franciosi, che cosa faranno queste 2 nuove linee di luce a Elettra? Allora, la prima linea di luce, quella che vedete dietro di me, si chiama XRD2 ed è una linea di luce che è stata progettata per l'analisi della struttura tridimensionale di molecole organiche complicate come le proteine. La struttura delle proteine, come sono messi arrangiati gli atomi e le distanze interatomiche, determina la funzionalità della molecola e questo tipo di informazioni sono alla base sia della genetica sia delle scienze della vita in vari campi, sia della farmacologia. Questa sarà una delle stazioni più avanzate e sicuramente la più avanzata in Italia, ma anche una delle più avanzate in Europa e al mondo per l'analisi della struttura tridimensionale di queste molecole. L'altra linea di luce che stiamo inaugurando, che si chiama X-Press, è specializzata per lo studio delle proprietà della materia sotto altissime pressioni. Ci sono 2 diamanti che servono a esercitare pressioni fino a 500.000 atmosfere sui materiali, stabilizzando delle nuove strutture di leghe metalliche, di ceramici, di altri materiali che non sono accessibili a pressione ambiente. Dalle proprietà di questi materiali che analizziamo con un fascio di raggi X mediante la tecnica di rifrazione, scopriamo quali sono le fasi interessanti che vogliamo poi riprodurre e ingegnerizzare in modo da ottenerle anche a pressione ambiente.